Tutto pronto per il secondo tempo di Torres Calangianus. Sappiamo chi stiamo aspettando, sono tutti in campo, forse manca qualcuno. Sì, manca qualcuno nel Calangianus, è rimasto negli spogliatoi. Squadre già schierate. Sono infatti in 10 i giallorossi. Ricordiamo il parziale 0-0 dopo i primi 45 minuti in una gara che la Torres ha condotto quasi dal primo al 45esimo. Due occasioni clamorose con i due calci di rigore falliti dalla formazione rossoblu, al sesto con Cocco che ha tirato altissimo, un rigore da lui stesso provocato, e poi al 24esimo Jules Vecour che è andato sul dischetto ma ha trovato il palo a portiere battuto, e dunque ancora 0-0. Intanto Capitan Gori mancava all'appello, eccolo qua che è uscito ora dal tunnel. Anche un applauso per lui. Si può ripartire, è rimasto negli spogliatoi più a lungo del previsto il capitano del Calangianus. Si può ripartire ora. La Torres attaccherà da destra verso sinistra, quindi sotto la curva nord. Parte subito sprombattuto, formazione rosso-blu con Gancitano che cercava Sarrizzu. Ancora Gancitano a caccia del pallone, se lo porta fuori, sarà rimessa in favore del Calangianus. Abbiamo detto non solo i due rigori sbagliati, poi ci sono state diverse occasioni per i rosso-blu, e l'ultima un'altra clamorosa con Sarrizzu al 45esimo, tirato a botta sicura ma il pallone è stato deviato in angolo. Sono stati tra l'altro 8 i corner battuti dalla Torres, 0 quelli per il Calangianus. Gara comunque che bisogna guardare sempre con estrema attenzione, nonostante appunto il controllo delle operazioni, però bisogna metterla dentro. Sarrizzu non ci arriva qua su questo lancio di Pitta, perché poi il Calangianus si stringe bene in difesa, e cercare varchi naturalmente dopo che passa un po' di tempo è sempre più difficile. Intanto qui va a saltare Aladi e cercare il compagno, però mette fuori la Torres. Jules Vecour di testa non riesce a mantenere il controllo, va però Cocco a rubare palla per un attimo, non ci arriva Piga, palla in avanti a cercare, non alza la bandiera. Ora sì, l'assistente, si sono fermati un po' i giocatori della Torres, stanno attendendo proprio la bandierina perché erano in fuorigioco in due. Palla di Gancitano, troppo corta per Caterisano, però non c'era nessuno per rubare qui il pallone con Paulis, che era andato a dar fastidio al numero 8 della Torres. Può controllare nuovamente la formazione di casa Caterisano per Cocco che lascia sfilare, ma non c'è compagno dietro. Va Buba a rubare palla qui sulla destra, bravissimo, subisce fallo. Calcio di punizione in favore della Torres. Gancitano, Piga, Gancitano in mezzo per Pitta, allarga, anzi no, mette palla al mezzo per Sarrizzu che viene messo giù in maniera fallosa. Calcio di punizione per la Torres. 2 minuti nel corso della ripresa, si rialza Sarrizzu. Calcio di punizione sulla tre quarti con Gancitano sul pallone. Vediamo se metterà in mezzo la posizione centrale. Si sistema anche una piccola barriera per il Calangianus, sono 2 giocatori, ma presumibilmente le lancerà i compagni. Gancitano si mette dentro per la testa di Jules Vecour, colpisce il palo esterno, attaccante francese, nulla da fare anche in questa occasione. Jules Vecour di testa, il pallone ha avuto una parabola alta, ha guardato Brundu e la palla poi colpito l'esterno della traversa, è andata fuori.
qui c'è fallo di Gancitano sul numero 7 Fabrizio Murgia, calcio di punizione per il Calangianus. Prova a rifiatare un po' formazione di Mister Addis. Sul pallone Paulis. Mette in aria Paulis, colpo di testa. Vediamo il numero terminato fuori il pallone. Era il centrale difensivo del Calangiano, il numero 6 Cugini, che ha provato, è riuscito a colpire di testa, ma palla terminata al lato. Parte la Torre, sconfitta, cercare Cocco subisce fallo, calcio di punizione, ancora Gancitano che va sul pallone, ricordo il risultato sempre 0-0, Torres e Calangianus. Sarrizzu serve Piga, che ha battuto le calcio di punizione, però viene anticipato Piga, niente da fare qui, Torres non perde tempo, però spesso troppa fretta. Tanto Piga per Sarrizzu per Jules Vecour. Jules Vecour, riesce il Calangianus in qualche modo, però va Gancitano qui a caccia del pallone, viene messo giù, c'è il primo cartellino giallo della gara, vediamo ai danni di chi. Numero 3, Loddo, viene ammonito dal signor Satta al quarto della ripresa. Calcio di punizione dunque in favore della Torres. La sensazione è che si aspetti davvero solo di sbloccarla questa gara, perché la Torres ha davvero il completo controllo dell'incontro, ma manca il gol. Gancitano sul pallone. Gancitano. C'è molto movimento al limite dell'area. Arriva il fischio arbitrale. Gancitano, palla lunghissima, non ci arriva nessuno, però vanno in due Piga e Caterisano a raccogliere questa palla che era indirizzata proprio sul secondo palo, ma pena lunga. Si riprenderà con una rimessa di Brundu. Noi siamo al sesto corso della ripresa. Eladi intanto di testa, va a saltare ora Caterisano, riesce a indirizzare il pallone ma viene anticipato Cocco. Eladi viene fermato bene da Spanu. Caterisano cerca Jules Vecour, si deve allungare ma non ci arriva. Poi Sarrizzu che rincorre il pallone, vanno in due anche Piga, alla fine ottiene una rimessa laterale il Calangianus con Loddo. Rimessa effettuata. Palla in avanti a cercare ancora Eladi di testa, riesce a indirizzare il pallone per Tusacciu che conclude altissimo. Nessun problema per Pinna. Pinna per Caterisano, avanza Caterisano. Palla dentro per Jules Vecour che controlla di esterno e poi prova a lanciare Sarrizzu, la palla però viene messa fuori, c'è Piga che viene però anche in questa occasione anticipato da Loddo. Prova a ripartire il Calangianus che sembra un tantino più brillante in questo secondo tempo. Sarrizzu che riesce bravissimo a recuperare palla, tanto Gancitano che serve in avanti Diouf, c'è in anticipo però il portiere Brundu che deve uscire proprio su Diouf, che in velocità sicuramente supera il difensore, ma se la palla è troppo lunga ovviamente nulla può sull'uscita del portiere. Prova a ripartire il Calangianus che appare meno intimorito. Adesso Sarrizzu però ruba bene palla a Pirina e parte Sarrizzu viene messo giù. Fallo, calcio di punizione. Qua davvero eccezionale l'intervento di Sarrizzu che ha rubato palla senza problemi a Pirina, è partito di gran carriera e poi è stato messo giù. Subito battuto il calcio di punizione, Sarrizzu entra in area, Sarrizzu palla dentro, rimane lì, arriva ma non riesce perché c'è la deviazione del portiere Caterisano che ha concluso a botta sicura.
Caterisano ha provato, si mette le mani nei capelli perché anche qui grande occasione, intanto calcio d'angolo, il nono dell'incontro, altra occasione per la Torres al settimo della ripresa. C'è stata una deviazione, si è salvato il Calangianus, ancora corner, Gancitano lungo sul secondo palo, colpo di testa di Piga che termina di poco, alto. Cominciano a essere troppe le occasioni non sfruttate, o perlomeno la porta continua a essere stregata quest'oggi. È arrivato Caterisano di gran carriera proprio a battere a botta sicura su un pallone che era rimasto vagante in area sull'azione di Sarrizzu, poi una deviazione che non ha favorito il rossoblu, palla che era stata messa in corner. Si riparte, Caterisano per Juvecourt, ancora il controllo di Juvecourt che viene però poi anticipato, va a combattere Juvecourt, commette fallo su Gori. Battuto questo calcio di punizione, va a Piga, caccia del pallone, che infatti riesce il suo tentativo di rubare palla perché Pinna se ne libera tutta fretta e lo mette fuori. Ancora Piga adesso. Spanu in avanti, Juvecourt controlla non benissimo qui e tanto c'è il fuorigioco di Eladi. Deve riprendere a manovrare come ha fatto nel primo tempo la Torres, c'è tutto il tempo. Intanto Gancitano in avanti ancora per l'ennesima sgroppata di Sarrizzu, il pallone viene messo in fallo laterale. Sarrizzu subito la rimessa per lui, va a cercare Cocco ma non trova il calcio d'angolo. Cocco troppa fretta, tanto si prepara il cambio per la Torres, sta per fare il suo ingresso in campo Lo Cocco che prenderà il posto di Cocco. Fuori Cocco, dentro Lo Cocco nella Torres al decimo della ripresa. Gaetano Lo Cocco per Fabio Cocco che ha fatto benissimo questi 55 minuti di gara disputati tra il primo e il secondo tempo. Fabio Cocco ha sbagliato anche un calcio di rigore al sesto. Vediamo se l'inserimento di Lo Cocco darà maggior vitalità a un attacco che comunque ha fatto bene fin qui, mancato solo il gol. Aspettiamo il gol del Toro Loco, così è chiamato, i campi del sud dove ha militato. A lungo di petto Juvecourt per Diouf, Lo Cocco tocca il suo primo pallone adesso, servire Diouf che credibilmente tiene il controllo della palla, si rialza. Bene Diouf, ancora per Lo Cocco, all'indietro per Spanu, viene anticipato Spanu, tiene per una rimessa laterale la Torres, vediamo un po' se cambia la decisione l'arbitro. No, è proprio la formazione del Sud ad avere questa rimessa con Spanu. Diouf qua in questa azione ha mostrato tutta la sua elasticità, è andato a terra, ha fatto una specie di capriola, poi si è rialzato. Intanto conclusione sbagliata di Gancitano. 12° corso della ripresa, c'è un altro cambio per la Torres, esce anche Juvecourt, entra Fideli al posto di Juvecourt che ha giocato oggi la sua prima partita, ha avuto anche l'occasione di segnare ma ha trovato il palo, quindi cambia due giocatori dell'attacco mister Cilina. Vediamo se questa soluzione servirà a sbloccare l'incontro. Abbiamo detto 0-0 ancora tra Torres e Calangianus in una gara che Torres fin qui ha dominato il piano del gioco, non su quello del risultato. Intanto ruba palla a Piga, parte Piga sulla destra, Piga servire dentro per Diouf cercava Fideli ma non ci arriva il pallone, troppo corto. Può ripartire il Calangianus, però parte male perché Spanu ruba ancora una volta palla. Ecco il primo pallone per Fideli, parte Fideli, viene messo in fallo laterale il pallone, subito Spanu per Fideli.
Fideli non riesce a evitare, vediamo se è il calcio d'angolo, no, sarà rimessa da parte del portiere. Cercavano l'angolo i rossoblù su questo tocco che secondo il direttore di gara è stato di Fideli. Eladi viene servito, riesce Caterisano però a impedire l'azione in avanti del colosso numero 9 del Calangianus. Sarà fallo laterale a favore della formazione ospite che non ha molta fretta. Paulis sul pallone. Paulis viene però rubata la palla da Spano al numero 7 Murgia. Può manovrare ancora la formazione rossoblu. Fideli per Gancitano in avanti per Sarrizzu, non ci arriva però c'è Diouf che riesce a servire in qualche modo Sarrizzu per Piga sulla destra, entra in area Piga, palla dentro, Lococo si deve girare, a 2 giocatori addosso, riesce a metterla dall'altra parte ma non ci arriva Fideli, anzi sì, poi deve andarsene però dall'altra parte perché il pallone è uscito. Nulla da fare per Fideli qui. Rimessa ancora dal fondo. Intanto si prepara un altro cambio per la Torres. Sta scaldando Francesco Bianco, classe 2000. Ed entrerà in questo momento Bianco. 15esimo nel corso della ripresa. Entra Bianco per Diouf. Bianco per Diouf, fatto bene, riceve gli applausi anche lui. 3 cambi nel giro di 5 minuti per la Torres e c'è un cambio anche per il Calangianus. Sta entrando il numero 13 Bassiri, vediamo chi uscirà. Abbiamo visto il numero Bassiri in campo per Pirina. Si riparte con una rimessa da parte di Brundu, va a saltare Gancitano di testa, riesce a indirizzare ma Fideli non ci arriva su questo pallone, patta anche lui di testa, velocissimo Sarrizzu a recuperarlo, davvero bravo, spesso in azione Sarrizzu anche all'indietro per andare a cercare palloni e poi riportarsi subito in avanti. Caterisano in avanti, palla messa di testa da Fideli ma troppo lunga per tutti, ci arriva Brundu. 16esimo nel corso della ripresa, ancora 0-0, partita davvero si sta facendo più complicata per la Torres perché non riesce a sbloccarla. Intanto va sulla destra Murgia contro Spano, arriva anche Fideli, gli ruba palla bene, Fideli fa ripartire l'azione. Gancitano per Piga di esterno per Sarrizzu, occorre ora Sarrizzu sulla destra, ci arriva bene in velocità Spano, sbaglia però il cross in area, ancora di testa Spano a cercare i compagni, si salva anche qui il Calangianus questa azione. Eladi ora riceve palla, aspetta compagni, Eladi riesce a vincere il contrasto su Caterisano che poi gli mette la palla in fallo laterale. Sempre un po' lento la ripresa del gioco, un pallone nelle mani degli ospiti. Tanto Bianco che insegue questa palla in mezzo al campo, Sarrizzu parte ancora una volta lui, Sarrizzu in avanti, va Bianco a rincorrere, il portiere deve rinviare direttamente il fallo laterale. Spano per Gancitano per Sarrizzu che è un po' da tutte le parti ora, si è messo proprio dietro le punti. Sarrizzu parte da solo, Sarrizzu non vede alla sua destra Lococo, Gancitano ora lo serve invece, Lococo deve uscire fuori dall'area,
cross in mezzo di ginocchio, riesce il difensore del Calangianos a mettere fuori, però recupera ancora palla da Torres. Questa volta siamo sulla sinistra con Fideli, due avversari davanti, riesce a crossare in mezzo e mette fuori di testa il numero 6 del Calangianos, Cugini, evitare l'intervento dei giocatori rossoblu. Tacca sprombattuto la Torres. 19esimo, palla laterale, Spano trova Sarrizzu in area e arriva l'ennesimo corner, il 10° di questa gara, con Sarrizzu che prende immediatamente il pallone, va a battere questo calcio d'angolo, tutti in area. Palla messa dentro, è troppo sul portiere, infatti ci arriva Brundu. Deve modificare un po' la traiettoria Sarrizzu qua, che questi corner sono troppo prevedibili per Brundu. Va a saltare ora Eladi a cercare Murgia, intanto si sta soccaldando anche Selva. Palla in avanti per Eladi, è in posizione regolare Eladi, entra in area, conclude, però qui c'era anche il fuorigioco perché è arrivato il compagno su questa conclusione di Eladi e ha alzato subito la bandiera assistente. La conclusione era tra l'altro abbastanza debole, era sulla traiettoria. Pinna intanto ancora Sarrizzu che salta un avversario, salta anche un altro, palla messa dentro ma troppo lunga per Lococo. Sbagliato qui Sarrizzu dopo due cose molto belle. Deve avere fretta la Torres, con la fretta non si fa nulla. Intanto Caterisano controlla qui, Caterisano viene anche spinto dalle Eladi, pallone che viene messo sul fondo. Intanto ci sarà un altro cambio per il Calangianos, è pronto a entrare numero 15 Buzzu al 20° del secondo tempo per il numero 3 Loddo. Quindi Muzzu per Loddo, abbiamo detto senza fretta. Il Calangianos che sta fin qui tenendo il risultato di parità 0-0. Adesso ovviamente il pubblico un po' si lamenta della lentezza dell'uscita del giocatore. Eccolo, ora effettuato il cambio dentro Muzzu. 21esimo nel corso della ripresa, 0-0. Una gara che la Torres non riesce a sbloccare nonostante le occasioni avute. E adesso anche i 3 cambi in campo: Lococo, Fideli e Bianco in questo secondo tempo, al posto di Cocco, Juve Cure Diouf. Intanto Fideli va a combattere su questo pallone, arriva però Gancitano che un rimpallo non lo favorisce, dunque fa ripartire l'azione del Calangianos. Qui è fuori gioco netto Bassiri, dunque si ferma subito. Intanto altro cambio, anzi sarà un doppio cambio. Selva e Scioni si preparano a entrare. Dunque cambio del portiere per la Torres. È effettuato adesso il cambio, deve lasciare il campo Capitan Pinna che lascia la fascia a Piga, quindi fuori Pinna, dentro Selva al 22esimo del secondo tempo. Ovviamente un cambio che serve a mister Cirina per poter effettuare anche un secondo cambio, infatti è quello di Patta, il fuoriquota della Torres. Esce Patta, entrerà Scioni. Sandro Scioni per Patta. Sono 5 le sostituzioni effettuate da mister Cirina, squadra quasi totalmente rivoluzionata con questi ingressi. Selva
tocca sul primo pallone, rilancio lungo a cercare Fideli, lo trova, Fideli subito al centro dove trova Lococo di testa, serve Sarrizzu, limite dell'area per Sarrizzu, sul sinistro si porta il pallone, poi serve invece Bianco che cerca una conclusione a girare ma non trova la porta. Vediamo un po', adesso abbiamo in avanti Fideli a sinistra, Lococo al centro, Sarrizzu a destra, dietro le punte, Francesco Bianco, in mezzo al campo, Scioni, tocca adesso sul primo pallone con Piga e Gancitano. È andato Piga a ricoprire il posto di Patta, nell'out di destra. In difesa dunque Scioni e Gancitano, i due centrocampisti. Tanto qui si libera il numero 11 del Calangianus, palla messa in area, deve liberare, pericolo qua per la Torres, deve liberare Caterisano con Spano che è andato a terra insieme a Murgia. Corso sul primo pericolo qui la Torres, 24esimo nel corso del secondo tempo. Calangianus che però adesso perde il pallone con Gancitano a servire Bianco si libera bene di un giocatore e poi serve Sarrizzu, anche a terra Bianco che subisce fallo, viene ammonito infatti il giocatore del Calangianus per questo fallo su Bianco, si tratta di Cugini. Due ammoniti fin qui, Loddo e Cugini per il Calangianus. E abbiamo detto Piga che ha cambiato la sua posizione, è andato a fare il difensore, ruolo che ha già rivestito sicuramente in altre occasioni. Intanto palla messa in aria, in anticipato Lococo e poi il Calangianus prova con questo lancio lungo a cercare Ladi, viene messo giù Pitta, dunque calcio di punizione in favore della Torres, Pitta per Gancitano per Caterisano, sale ora la Torres, caccia di questo gol che non è ancora arrivato. Fideli di testa, trova Lococo che serve ancora Fideli, la palla rimane lì, Fideli deve uscire Brundu ad anticipare il tentativo di semirovesciata di Fideli. Qui hanno dialogato bene Lococo e Fideli ma nulla da fare. 26esimo, gara non si sblocca. Sarebbe davvero un peccato portare a casa i 3 punti in termini di questa partita. Qui la Torres ha avuto 2 calci di rigore e praticamente non ha mai subito un'azione da parte del Calangiano, se ne ha avute invece diverse di occasioni. La formazione rossoblu, ancora Sarrizzu viene messo giù, l'arbitro però non fischia, lascia proseguire. Qui c'è il fallo di mano di Gancitano. Calcio di punizione da parte del Calangianus che batterà ora in mezzo al campo Paulis, palla sulla destra a cercare Murgia di fronte a Spano, arriva anche Bianco all'indietro ora per Bassidi, palla messa in area, c'è Piga di testa a mettere fuori però il pallone è ancora controllato dal Calangianus, va però benissimo Scioni a rubare palla, a provare a servire in avanti Lococo ma viene anticipato l'attaccante rossoblu, ancora Scioni che tenta di rubare palla. Qui c'è il Calangianus che ora manovra con Eladi sulla sinistra, Eladi perde il controllo della sfera, si lamentano il Calangianus di un fallo su Eladi, si rialza subito per l'arbitro, ha lasciato proseguire. Intanto Spano sbaglia qui il servizio per Fideli, troppi errori ora in questo momento, ma li fa anche il Calangianus, può ripartire la Torres, Lococo ancora per Sarrizzu sulla destra, Sarrizzu di fronte a Muzzu. Ora sono 2 giocatori, infatti non riesce a superarli Sarrizzu che ha tentato un dribbling in più. Qui c'è Murgia tutto solo sulla destra, Torres è totalmente scoperta, Murgia entra in area, Caterisano ora arriva
Murgia riesce Caterizano in qualche modo non a evitare il calcio d'angolo. C'è il primo corner per il Calangianus che sta acquistando fiducia, mentre la Torres sta pasticciando un po' troppo. Ci sarà il primo corner. Qua abbiamo visto il Murgia che ha ricevuto ed era assolutamente in gioco, ha potuto entrare in area, ha aspettato forse un po' troppo per concludere, è rinvenuto poi Caterizano, palla messa in corner. Sul pallone Paulis, quando siamo al 29esimo. Paulis, palla dentro sul palo lungo, non ci arriva nessuno, deve rincorrere il giocatore del Calangianus. A Sarrizzu di fronte, riesce il cross in area di testa, Caterizano mette fuori. Riesce però anche la Torres a rubare palla nuovamente, fa ripartire l'azione con Spanu sulla destra. Spanu dentro per Bianco, Bianco entra in area, Bianco non riesce, il cross per Fideli, può ripartire il Calangianus. Velocissimo il numero 11 della formazione giallorossa, che prima serve Eladi, poi va a riprendersi la sfera. Adesso cambia gioco tutto su Murgia, il Calangianus più sicuramente attivo, più attiva la formazione giallorossa. Si sta fermando però il Calangianus, non capiamo perché. Ora sì, riparte Murgia all'indietro per Paulis la butta lì in avanti a cercare non sappiamo bene chi. Caterizano, Scioni mette palla a terra, Gancitano deve girarsi e servire Caterizano, che però non raccoglie l'invito, e Pitta stava tenendo la posizione di Eladi. Un po' di pasticci questa fase di gioco da parte della Torres, si adira mister Cirina. Abbiamo quasi superato la mezz'ora, corso della ripresa. Intanto c'è un altro cambio a favore del Calangianus. Sta entrando il numero 16, Senes. Senes, vediamo per chi. Tempo che passa per effettuare questa sostituzione. Di subentrare davvero il nervosismo, una gara che la Torres ha condotto, abbiamo detto, dall'inizio alla fine sta conducendo, sta uscendo Tusacciu, ma sta conducendo solo sul piano del gioco, non è riuscita a sbloccare, e poi questo secondo tempo il Calangianus comunque sta facendo vedere qualcosa di più rispetto alla prima frazione di gara. Tanto va a crossare direttamente fuori l'entrato Senes, quindi sarà rimessa con Selva pronto al lancio lungo. Lancio di Selva, cercare Fideli che va a saltare di testa, però non trova compagni. Ora Scioni in mezzo al campo, la perde però e può ripartire il Calangianus. Dall'altra parte Murgia si è spostato a sinistra, Murgia per Eladi ha di fronte Pitta, Eladi ancora, Eladi che mette dentro, non c'è nessuno però in area. Non ci ha creduto molto la formazione del Calangianus qui, perché c'era solo un giocatore con Eladi in area e sul suo cross non ci è arrivato. Poi Selva ha messo in fallo laterale. Predica calma mister Cirina. Caterizano, Gancitano, Pitta, Gancitano, palla dentro per Sarrizzu per Lococo, non ci arriva nessuno però su questo servizio di Sarrizzu, è sicuramente anche un po' stanco, ma la Torres non deve mollare. Eladi va a saltare di testa, c'è Caterizano sul pallone, va a disturbarlo però Senes, palla rimane lì, ancora Caterizano. C'è un fallo qui
su Eladi sulla tre quarti. 33esimo, ancora 0-0, Torres e Calangianus. Ci sarà un altro cambio per la formazione giallorossa. La Torres ha effettuato tutte le sue sostituzioni, si prepara a entrare Zara. Andiamo al posto di chi? Zara. Sta uscendo Murgia, giocatore più lontano. Per un peccato non aver sbloccato prima questa gara, perché poi quando tutto sembra facile le cose, abbiamo detto, si complicano. E ora intanto il Calangiano usufruisce di questo calcio di punizione. Effettuata ora la sostituzione del giocatore giallorosso. Zara per Murgia, si prepara sul pallone. Eladi, la distanza è siderale, vediamo se tenterà di battere a rete. Eladi, è una barriera, Eladi batte sì a rete, ma la palla è altissima, nessun pericolo per Selva, che si presta ora a battere. La rimessa Caterisano per Gancitano subito lancio lungo a cercare Fideli, deve rincorrere questa palla. Fideli, va Capitan Gori su Fideli e riesce a rubargli palla. Nulla da fare qui per la Torres. Eladi intanto sta toccando più palloni in questa ripresa. Caterisano mette giù per Pitta in avanti, ma non trova nessuno. Può ripartire dunque il Calangianus, ancora con Eladi. Va a rubar palla a Sarrizzo, che è sicuramente il più agguerrito in questa gara. Ora però può ripartire il Calangianus, lo ferma bene qui Piga, ferma il numero 14 De Muro. No, scusatemi, il numero 16 Senes. Piga in avanti, lo cocco per Fideli, qua c'è un fuorigioco, vediamo se alzerà la bandiera l'assistente. Il portiere deve uscire e mettere fuori. Spanu, Torres adesso in avanti, Fideli entra in area. Fideli ha tre giocatori davanti, deve mettere dietro per Spanu, che crossa questo pallone però direttamente fuori. Larga le braccia, un po' sconsolato Cirinà. E sicuramente c'è un po' di sconforto anche da parte del pubblico, che si aspetta una vittoria quest'oggi contro l'ultima in classifica, squadra che non ha ancora vinto una gara, e abbiamo visto anche comunque squadra che non ha creato pericoli, e la Torres è riuscita comunque a creare tante azioni. Ancora si riparte sulla destra, Scioni all'indietro per Gancitano, vediamo se troverà un pertugio ora la Torres. Bianco deve mettere fuori Gori in fallo laterale, insiste ora la Torres, palla in aria per Sarrizzu che mette dentro. Sarrizzu, va Fideli a colpire al volo, ma non riesce a trovare bene la porta. Sì, cerca lo specchio, la palla termina di poco alta. 37esimo. Fatica la Torres non a impostare, a manovrare, ma a metterla dentro. Cambiato tantissimo mister Cirinà in questo secondo tempo, soprattutto proprio nella zona d'attacco. È rimasto solo Sarrizzu degli iniziali. Ora ci sono in campo Lococo, Fideli, Bianco dietro le punte. Intanto parte il Calangiano, se c'è un fallo e una munizione per Piga, che forse ha aperto troppo il braccio. Il primo giallo per i rossoblù, arriva al 38esimo. Ancora tempo che si perde, siamo a pochi minuti dal tempo regolamentare e la situazione non si sblocca. 0-0
tra Torres e Calangianus. Abbiamo detto, porta davvero stregata, ma in questo secondo tempo la Torres ha fatto un po' meno rispetto al primo, dove si è vista anche una bella manovra dei rossoblù, costante, arrembante. Calcio di punizione intanto per il Calangiano dalla sinistra, palla lunghissima a cercare Eladi, lascia stare Eladi per il numero 8, Aulis che va sulla bandierina a cercare fortuna, magari un calcio d'angolo. Spano gli ruba il pallone, riesce a ottenere anche una rimessa, ma non era Spano, era Scioni. Spano effettua in questo momento la rimessa, Gancitano ancora per Scioni, Scioni per Bianco, Bianco per Gancitano, Gancitano per Pitta che deve correre, Pitta poi sulla sinistra benissimo per Fideli che controlla, mette giù, Fideli mette in aria una palla su cui va Lococo, poi a saltare ci va anche Bianco ma commette fallo e sfuma anche questa occasione. Sta pasticciando troppo anche in avanti la Torres. 39esimo, calcio di punizione in favore del Calangianus. Resta a rimettere in gioco il pallone Brundu, in avanti ancora a cercare la testa di Ladi, la trova qui ma c'è Caterisano che alza questo pallone a campanile, va a saltare Scioni, viene però anticipato, ora gioca con rapidità il Calangianus. Caterisano in anticipo sulle Ladi, viene messo giù, fallo su di lui. Quando scocca il 40esimo, nel corso del secondo tempo, ancora 0-0, partita con non di sofferenza, ma la Torres qua deve prendere il bottino pieno, assolutamente. Fideli sulla sinistra, Fideli guarda in mezzo, mette al centro a cercare Lococo, viene anticipato però Lococo, Scioni va a lottare su questo pallone ma non riesce perché c'è un anticipo e qui c'è anche l'anticipo bravissimo Pitta che può far ripartire l'azione. Sarrizzo sulla destra, alza adesso la bandierina l'assistente per un fuorigioco di Sarrizzo sul servizio di Pitta che si era sganciato dalla difesa per dar manforte ai suoi. Sfuma anche questa occasione. 41esimo, palla lunga, lascia sfilare la difesa rossoblù, la palla tende direttamente con le mani di Selva, serve adesso Pitta. Pitta in avanti a cercare Sarrizzo che è molto stanco e intelligentemente aspetta il colpo di testa del difensore per poi raccogliere il pallone, palla messa dentro in aria per Lococo che si gira e tira ma troppo centrale, troppo debole. Brundu, una vita facile qui. Va ora Piga ad anticipare Eladi, serve Gancitano, Pitta per Caterisano, riparte la Torres, 42esimo intanto Bianco perde il controllo della palla per 2 volte, poi commette fallo. Manca il gol. Qui cischia un po' e stava per perdere il pallone il giocatore del Calangiano, se poi riesce in qualche modo a tirarsi su e ottiene un fallo laterale. Passano i minuti, intanto il risultato non si sblocca. Calangiano adesso che manovra sulla sinistra, sicuramente più attivo in questa ripresa. Piga la butta in avanti a cercare la corsa di Sarrizzo, lo serve bene Lococo, Sarrizzo può partire 2 contro 1, Sarrizzo viene messo giù, anche qui c'è un cartellino, vediamo se è il secondo, forse sì, per Cugini che era già stato ammonito. Rosso infatti per lui.
al 43esimo, secondo giallo per Cugini. Espulso per questo fallo abbastanza plateale su Sarrizzu. Calangianus in 10 questi minuti finali. No, sì, Cugini, vediamo un po' che si avvia lentamente, molto lentamente, verso gli spogliatoi. Era già stato ammonito sempre nel secondo tempo, al 25esimo, Cugini. Invita a accelerare i tempi Spano. Quattresimo, sul pallone c'è Fideli, un calcio di punizione che può essere una buona occasione per sbloccarla finalmente questa gara. Allora la Torres ha un uomo in più. Fideli, palla dentro sul secondo palo, Brundo si salva, palla ancora lì, viene messo giù. Caterisano indica invece il pallone il direttore di gara. Sfuma anche questa occasione, la Torres per gli assalti finali. Piga va a cercare Sarrizzu, palla messa in fallo laterale, occasionissima, qua è stato bravo Brundu. Su questo colpo di testa non abbiamo visto bene di chi, forse di Lococo, anzi di Gancitano, colpo di testa di Gancitano sulla punizione di Fideli e Brundu. È stato bravissimo. Intanto Sarrizzu, palla messa sul secondo palo, ancora Gancitano di sinistro che spara fuori. Un'altra occasione fallita dalla Torres. Probabilmente saranno 5 minuti di recupero, c'è ancora tempo, bisogna riuscire a metterla dentro questa palla. E la Torres ha anche un uomo in più. Ora naturalmente Calangiano si difenderà le unghie con i denti, risultato che sarebbe sicuramente clamoroso e importante per la formazione. Intanto Fideli all'indietro per Gancitano che non trova compagni, però qui sbaglia tutto. Gancitano va a recuperare nuovamente palla, Gancitano serve Sarrizzu si gira, prova a metterla dentro e poi sparacchia sulle tribune. Il Calangianus prova adesso anche il pubblico a incitare di più la Torres. Palla all'indietro, Piga, è un assalto ora ovviamente, ma è ancora più difficile quando tutta la formazione ospite è rintanata nella propria area. Prova adesso la Torres dalla destra con Spano, cross in mezzo, deve mettere in calcio d'angolo Gori. 11esimo corner per la formazione rossoblu. Sul pallone ci va ancora Sarrizzu, tutti in area. Ci sarà intanto una sostituzione nel Calangianus, si sta preparando a entrare Corda per Loddo. Non sono stati ancora dati minuti di recupero. Ancora questa sostituzione, c'è un clima un po' di attesa per questo corner. Va Sarrizzu sul pallone, partito primo palo, Lococo la tocca, poi Piga può ancora far ripartire l'azione la Torres, cross in mezzo, Scioni tocca con la mano, calcio di punizione per il Calangianus, nulla da fare. Non abbiamo visto ancora segnalato il recupero. Il nostro cronometro, intanto c'è la munizione anche per Brundu. Era stato ammonito Brundu. C'è il rosso anche per lui.
ammonizione, ma il pubblico attentissimo invece l'aveva segnalato e quindi sarà rosso. Calangianus che sta terminando in 9. In porta ci andrà perché sono finite le sostituzioni per il Calangianus. In porta ci va Eladi, deve cambiarsi la maglietta per andare in porta. Finale davvero incredibile. Deve infilare i guanti intanto Eladi. Naturalmente ci sarà da recuperare tutto questo tempo. Ancora gioco fermo. Non può cambiarsi la maglietta con il portiere, ovviamente il giocatore, vediamo cosa succede. Non si gioca da qualche minuto. Ora si rinfila la maglia Eladi all'arbitro a accelerare le operazioni. Torres che ha adesso pochi minuti a disposizione per sbloccare questa gara. 11 uomini contro 9, ecco, forse adesso avremo il recupero, vediamo quanti minuti. 2 minuti solo ancora per le speranze della Torres. Va a battere proprio Eladi nel ruolo di portiere, questo rinvio lunghissimo. Spano per Caterisano. Caterisano per Pitta. Calangianus che si deve difendere tutti i suoi uomini. 9. Tanto Scioni per Sarrizzu. Trova la palla Sarrizzu qua, che è troppo lungo il lancio di Scioni. Non riesce a sbloccare la Torres, adesso ci sarà rimessa in favore del Calangianus. Ruba palla a Scioni, poi c'è il fallo proprio su un giocatore del Calangianus da parte di Piga. Ancora punizione per la formazione ospite che sta giocando, vi ricordo, in 9. La Torres ha fallito 2 rigori nel primo tempo, non è riuscita la formazione rosso-blu ad andare in gol. Intanto lancia lunghissimo il giocatore del Calangianus a cercare compagno, l'unico, ma ottiene anche un fallo laterale la formazione ospite. Davvero incredibile l'andamento di questa gara. Ancora il Calangianus che manovra, qui prova a partire Scioni, ancora però un errore in fase di impostazione, può andare ancora Calangianus a perdere tempo vicino alla bandierina. È finita in questo momento, naturalmente Calangianus esulta come se avesse vinto, perché è un punto prezioso per la formazione ospite che ha terminato in 9 per 2 espulsioni nel finale di Cugini e di Brundu dopo aver effettuato tutte le sostituzioni, e la Torres però, dobbiamo dire, fallisce questa occasione di portarsi a casa 3 punti con 2 rigori, abbiamo detto, sbagliati, e poi tanto gioco ma poca concretezza sotto porta. Non è un punteggio, naturalmente non è un risultato che può far felice la formazione rosso-blu e nemmeno i suoi tifosi, che hanno incitato la formazione di casa per tutta la gara. Ci ha provato mister Cirinà con 5 sostituzioni a cambiare le sorti della partita.
soprattutto nel primo quarto d'ora del secondo tempo, però il Calangianus ha tenuto botta e guadagna il suo primo punto in questo campionato. Va comunque la formazione di casa a raccogliere gli applausi e magari qualche critica sotto la curva. E dunque termina qui 0-0 tra Torres e Calangianus al termine di una gara che la formazione rossoblu ha condotto, abbiamo detto, quasi dal primo all'ultimo minuto, ma il Calangianus ha tenuto botta, si è salvato in alcune circostanze anche in maniera fortunosa, in altre forse un po' di sfortuna anche, dobbiamo dire, sul palo ad esempio di Jules Vecourt sul secondo rigore, e qualche azione che poteva essere sicuramente sfruttata meglio dalla formazione rossoblu. Ci risentiamo tra pochissimo per le voci dagli spogliatoi. Vi ricordo il risultato per questa terza gara di andata del campionato di eccellenza: Torres Calangianus 0-0. Da Giulia Barranzello è tutto per il momento, ci risentiamo più tardi per sentire i protagonisti dell'incontro. Grazie per averci seguito fin qui.